Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un termine molto dispregiativo nei confronti di soprattutto il sesso maschile, principalmente il sesso maschile, per indicare una persona che campa alle spalle degli altri, che non vuole fare sforzi e che vuole ottenere tutto quanto dalla vita senza muovere un dito. Il termine in questione è ricuttaro. Con il termine ricuttaro si intende la persona che vive alle spalle degli altri, che ozia tutta quanta la giornata, un ragazzo per esempio che ha 30 anni vive ancora con i genitori ma senza fare niente. Proprio da questo punto di vista una persona che ozia, pasce alle spalle degli altri. Il termine deriva dalla prostituzione, in quanto i lenoni, ovvero i papponi come si direbbe oggi, quando venivano arrestati per garantire loro il pagamento delle spese processuali e gli agi della vita carceraria, veniva organizzata una raccolta all'interno delle strade dei vicoli di Napoli da alcuni loro colleghi per consentire loro di avere i soldi per poter pagare l'avvocato più gli sfizi. Questa raccolta si chiamava Aracovet, la raccolta proprio. Da ricoveta poi diventò ricotta e per questo motivo poi ricuttaro, il passo brevissimo. C'è anche da dire che con il termine fare ricotta si intende anche una persona che non fa proprio niente e ha la stessa base di origine. Inutile dire che è un termine assolutamente dispregiativo. Il termine giusto è proprio dispregiativo nei confronti di una persona. Ma potrebbe avere anche un collegamento col fare la ricotta, nel senso di la ricotta è un latticino che si ottiene praticamente dagli scarti, con pochissimo sforzo e senza quasi nessuna lavorazione manuale. Quindi anche qua ritorna il concetto di beneficio senza sforzo. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!